Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi parliamo di editoria, parliamo di libri in compagnia di un'amica, Jenny Carboni, scrittrice. Ciao Jenny, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie di essere presente. Jenny è uscita da un po' di tempo, ormai potremmo dire che sono passati, possiamo dire, 10 anni, 10 anni, esatto. dall'uscita del suo primo e unico libro al momento, Vorrei fosse sempre primavera. 10 anni, un compleanno importante da celebrare, non da festeggiare, da celebrare, e abbiamo scelto l'occasione proprio di ospitare Jenny su Effetto Serra per parlare del libro e anche ovviamente per capire un po' che cosa ha significato per lei e per chi ha letto il libro questi 10 anni di che fosse sempre primavera. Innanzitutto, Jenny, come ti è venuto in mente di scrivere un libro? Perché non essendo stata scrittrice in passato, 10 anni fa ti è saltata l'idea di voglio mettere su carta i miei pensieri. Diciamo che i miei pensieri erano già su carta da qualche tempo, però essendo un racconto autobiografico non avevo fatto mai leggere a nessuno, insomma, tutti gli scritti, che poi questi scritti sono delle lettere epistolari e la mittente è stata l'unica, cioè la destinataria è stata l'unica ad aver letto queste lettere. Nel passare del tempo, sfogandomi e raccontando del mio passato, io stessa ho iniziato a stare meglio. Ehm, Quando ho finito di scrivere, di raccontare tutto, ho avuto il coraggio di far leggere queste lettere anche a un amico carissimo che mi ha spinto poi a pubblicare tutto quanto. Ci vuole sicuramente una bella dose di coraggio, posso dire anche una bella dose di incoscienza forse, no? Diciamo che ho ponderato bene, ho cercato di non fare passi falsi, e alla fine, dopo 10 anni, posso dire che ho fatto bene. L'idea di scrivere un romanzo su un tema così delicato, soprattutto in un periodo storico molto, molto particolare, si parla tanto di violenze di genere, ahimè purtroppo di condotte persecutorie, tutto quello che sappiamo, insomma, perlomeno quello che emerge nelle cronache quotidiane purtroppo. Però l'idea di forse 10 anni fa esisteva, ma non era così, come posso dire, così sensibile all'opinione pubblica o la comunicazione era così incisiva. Ti senti forse una precursora da questo punto di vista? Sì, diciamo che 10 anni fa non se ne parlava ancora così tanto, adesso purtroppo se ne parla anche troppo, nel senso che magari non tutte le persone dovrebbero parlarne. Io per un po' di tempo in questi 10 anni mi sono fermata perché ci sono state delle cose che mi hanno dato fastidio. Persone, che non voglio neanche definire artisti, persone che hanno approfittato di questa vena, sapendo che insomma era un qualcosa che si poteva vendere facilmente e bene. Io infatti ci sono stati un paio d'anni dove mi sono proprio tolta, tra virgolette, dalle scene, non ho fatto più presentazioni perché non volevo far parte comunque di quel filone. Una volta mi è capitato di chiedere a una persona: ma perché stai scrivendo sulla violenza sulle donne? La sua risposta è stata: perché vende. Quindi ho Quindi preferito togliermi un po'. solo un discorso commerciale, non certo per Sì, purtroppo sì, impegno sociale. E esatto. invece l'idea di scrivere il libro utilizzando lo strumento delle epistole, quindi delle lettere, no, fra vittima e la mia sua amica ovviamente. Anche lì è come posso dire, un'idea editoriale o già anche in questo senso è stata un po' quasi un'autoterapia? Autoterapia, anche perché sono delle lettere reali che ho inviato realmente. Io avevo un'amica epistolare che ho conosciuto solo dopo 11 anni, conosciuta fisicamente. Quindi lei ha fatto parte comunque del mio cambiamento e quelle lettere hanno fatto parte della mia rinascita, perché grazie a quelle lettere io sono riuscita a parlare con me stessa, cose che avevo nascosto ai miei genitori, avevo nascosto praticamente a tutti,
io stessa non volevo pensare. Però accadono delle cose nella vita che ti portano per forza poi a pensare alle cose negative e se non le risolvi ti seguono tutta la vita. Quindi sì, è stato veramente una terapia d'urto anche per me. Come tracci il bilancio di questi 10 anni dall'uscita del libro ad oggi? Bello, devo dire veramente bello perché grazie al libro non solo sono rinata io, ma sono riuscita semplicemente esponendo me stessa e la mia brutta esperienza, sono riuscita ad aiutare molte persone. E ne sono molto felice, anche perché piano piano magari arrivo anche un po' dove voglio. Ora sto arrivando ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti. Questo perché anche mio figlio è adolescente e anche lui ha letto il libro, adesso lui sa tutto quello che è successo, quindi posso parlare apertamente. Uno dei motivi per cui mi sono fermata qualche anno è anche questo. Lui stava crescendo e non volevo che sapesse dagli altri, ma che sapesse direttamente da me e dal libro. Crescendo e avendo parlato di tutto, ora lui è anche uno dei miei primi promotori. Ora in prima superiore dà il libro ai suoi amici, alle sue amiche, raccontano magari cose non proprio positive. E quindi lui dice: Tieni il libro di mia mamma, tieni, poi ne parliamo. Quindi sì, sono molto felice. Beh, il messaggio è duplice, sia da un punto di vista letterario, perché dicevi, cioè comunque come una canzone, no? L'artista, lo scrittore, il cantante, l'autore, ma potrebbe essere anche il pittore piuttosto che lo scultore, crea la sua opera e poi diventa di dominio pubblico di tutti, perché tutti ne possano usufruire. Però c'è anche il messaggio che poi va oltre la semplice opera che viene costruita, quindi dicevamo un messaggio di tipo sociale. Ecco, partire dai più giovani, forse questa è la sfida più importante per un messaggio di dire stop alla violenza e rispetto nei confronti di tutti per tutti. Esatto, è proprio lì dove dovremmo arrivare tutti quanti, perché noi adulti purtroppo veniamo da una società clonata in maniera non proprio equilibrata. Dobbiamo partire sicuramente dal educare i bambini, dobbiamo arrivare ai ragazzi e aggiustare il tiro. Questi ragazzi sono veramente svegli, non è tutto quello che si dice, povera gioventù, eccetera, perché comunque io con i ragazzi ci parlo, hanno le idee molto più chiare di noi. Per loro certe cose sono scontate, per loro l'essere tutti quanti uguali, anche se diversi, è tutto scontato per loro. Siamo noi che siamo un po' indietro nel tempo. Loro sono spontanei, sta a noi cullare la loro spontaneità e farli andare avanti e, visto la nostra brutta esperienza, insomma, dobbiamo coinvolgere loro nella battaglia contro qualsiasi tipo di violenza, chiaramente. Senti, a me, se hai il libro lì vicino, vorrei farlo vedere a chi ci sta seguendo, Eccolo perché qua. la copertina, eccola lì, vede te, perché poi siete di spalle, in un campo di fiori, giusto? Lavanda, Di lavanda. Ecco, è simbolico, cioè è stato scelto sì, apposta quel tipo di quella sì, copertina, quel tipo di copertina? la lavanda porta fortuna e rinascita. Ah, ecco. Quindi questa sono io 10 anni fa, i bei tempi, e cammino Bei tempi. e cammino in questa via di lavanda, quindi sto aprendo una strada, una nuova strada. Mh. E quindi sì, è un po' un portafortuna. Però 10 anni fa quando potremmo dire 10 anni e mezzo fa o 11 anni fa, quando hai iniziato a pensare di scrivere il libro, perché 10 anni fa il libro è uscito, È però c'è stato tutto un lavoro pubblicato. precedente, no, Sì, ecco, pensavi che dopo 10 anni ancora il libro certo il tema, purtroppo ahimè è diventato cronaca e non solo cronaca generale, ma proprio cronaca nera in alcuni casi, però in generale dico dopo 10 anni continua a fare le presentazioni dei libri, continua a vendere il libro, continua a sollevare il problema. Ecco, ti immaginavi quando avevi il computer con la pagina bianca che oggi, dopo 10 anni, continuavamo a parlare di questo? assolutamente no.
No, pensavo che tanto sarà una cosa del momento, sarà una bella esperienza e Ma finirà ti lì. inorgoglisce o ti fa paura? Perché sai, il tema appunto è delicato, quindi da una parte No. viene riconosciuto il lavoro che ho fatto, l'esperienza che ho avuto e quindi piace perché poi sono stata me stessa, dall'altra però significa forse che l'attenzione non è mai calata e il problema è sempre reale. Il problema purtroppo è sempre reale, certo io son contenta di continuare a fare presentazioni, anzi forse uno dei motivi per cui ho riniziato, a parte quelli che ho elencato prima, è che purtroppo questa violenza non si è placata, anzi. Quindi sì, sono felice di continuare a parlarne perché io e tantissime altre persone dovremmo parlarne. Penso che tra le prime, a parte certo chiaramente chi studia per poter parlare di questo genere di argomenti, dovremmo essere noi comunque testimoni di brutte esperienze. Anche perché una delle cose principali delle donne che subiscono violenza è avere paura e sentirsi sole. Se invece ci siamo noi, che comunque siamo riusciti a risolvere e siamo ancora qua e siamo vive e stiamo parlando a loro, magari non si sentono così sole. Ora, rispetto anche a 20 anni fa, quando è accaduta a me la storia che io racconto nel libro, abbiamo dei numeri a cui chiamare. La violenza non è più un tabù, possiamo parlare, possiamo chiedere aiuto e noi dobbiamo aprire le strade. È come la copertina del libro. Quella ragazza, sì, ok, sono io, ma vorrei che rappresentasse comunque tutte le donne che ce l'hanno fatta e che cercano di tendere una mano alle persone che invece ora sono in difficoltà. Dobbiamo comunque sempre, sempre battere e dire non siete sole, noi ci siamo, fate. Quello che mi colpisce un po', insomma, credo che il messaggio che arrivi dal libro, ma non solo, è appunto la consapevolezza, e questo è un sentimento importante, tu prima lo sottolineavi, cioè il fatto che 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, oggi, molte donne vittime di violenza forse prima non venivano credute, oggi se ne può parlare senza tabù, però purtroppo esiste sempre una sottile fetta, mi auguro che sia sempre di più, come per dire: "Ma non dire nulla, ma abbi pazienza, ma sii sportiva." L'esempio della molestia, diciamo così, durante la partita, il post partita Fiorentina-Empoli, da parte di un tifoso che si è permesso di toccare i glutei di una collega giornalista fuori dallo stadio, è l'emblema, ad esempio, dell'ultimo periodo, no, dove Sì. addirittura donne stesse hanno criticato la collega. Ecco, abbattere il tabù e abbattere ancora oggi un muro così spesso. Purtroppo sì, perché certe persone della nostra era, diciamo così, devi acchiapparle e farle ragionare. Poi certo, ci sono quei muri che non sfonderai mai. Però parlo anche per esperienza, ci sono persone che hanno voluto leggere il mio libro perché avevano dubbi su se stessi e su se stesse. Perché per loro confessione mi hanno detto io sono stato educato, educata in una certa maniera. Ho solo visto e solo sentito certe cose. Quindi io in automatico nella mia vita ho sempre pensato così, ho sempre reagito così. Invece, ascoltando te e ascoltando altre donne che comunque si espongono, mi viene il dubbio che forse sono io la persona sbagliata. Quindi sì, ci sono dei muri, come ho detto prima, che non sfonderemo mai, invece ci sono tanti altri che grazie comunque al dialogo, alla comunicazione, secondo me ci sono tantissime persone che possono cambiare e possono capire che hanno avuto magari un'educazione, una clonazione sbagliata. Quindi spero invece che continuando a parlarne certe persone cambino. Allora, io ricordo ancora, vorrei fosse sempre primavera, a 10 anni dall'uscita continua sempre a vendere, lo troviamo, chi volesse acquistarlo, in versione cartacea e c'è anche in versione digitale, se non ricordo male. No, digitale al momento non Ah, c'è ecco, in vedi, mi versione manca. cartacea, sì. Quindi chi volesse acquistare dove lo può trovare o può contattare direttamente te? Può contattare direttamente me o può comunque acquistarlo su Amazon o su You Comunque Can c'è Print. la Sì. possibilità, considerando che
stiamo andando verso le festività natalizie, è comunque un ottimo Esatto. regalo, no? Ecco. Sì. Tu prosegue a fare anche le presentazioni proprio per sensibilizzare, insomma, un pochettino le persone sul tema e sull'argomento. Andiamo prima di terapia, quanto ti è stato utile scrivere e soprattutto poi rileggere quello che hai scritto? Perché essendo un'esperienza propria. Diciamo che per fortuna l'ho fatto, perché altrimenti sarei rimasta nel mio buio interiore, sarei rimasta veramente in una vita non mia, perché io sì, ero viva, respiravo, facevo, lavoravo, però ero sempre rinchiusa nel passato. Non avendo mai potuto parlare con nessuno, io rimanevo rinchiusa lì. Ero un essere vivente, ma che non viveva realmente. Ma Quindi scrivere. scusami Jenny, ma la vivevi come una vergogna il poterne parlare magari anche in famiglia? In famiglia era più che altro un dispiacere, non sapevo come affrontare l'argomento, anche perché da ragazzina comunque sai, l'adolescenza, le incomprensioni tra i genitori, la paura di dargli un dispiacere, la paura della loro reazione, perché comunque quello che è successo a me è stato molto pericoloso, a parte grave per me stessa, è stato veramente un pericolo, perché comunque la persona sbagliata con cui stavo era una persona che aveva armi, è una persona che mi minacciava di morte i miei genitori. Quando io volevo scappare, comunque le minacce era ammazza i tuoi genitori. Quindi non ho voluto coinvolgerli, anche quando alla fine sono riuscita a scappare da questa persona, ho cercato di chiudere quella vita e di non parlare più, anche per proteggerli. Però andando anche avanti nel tempo e crescendo, c'era comunque un blocco troppo grande che sono riuscita a superare questo ostacolo grazie alla scrittura. E quindi sicuramente ha fatto bene. Fa bene a chi legge e in questo caso ha fatto bene anche a chi ha scritto. Vorrei che fosse Assolutamente sempre sì. primavera. Jenny, adesso è primavera e quali sono i tuoi sogni nel cassetto? Che cosa vedi nel tuo futuro? Magari, che ne so, un secondo libro, un secondo capitolo, ovviamente dedicato alla rinascita. Sì, assolutamente sì. Un secondo capitolo, anche perché moltissimi me lo chiedono, mi sgridano, stanno aspettando, quindi proprio sono, tra virgolette, obbligata e felice di essere obbligata, perché anche io adesso ho di nuovo bisogno di scrivere, di raccontare anche la differenza tra. Anche non sei più la ragazza che eri 10 anni fa, ovviamente. No, 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 io mi sono trasformata, sono cresciuta, sono nata, ho fatto tantissime esperienze e devo dirlo proprio grazie a questo libro. E quindi attenderemo la seconda parte, diciamo così, il secondo volume di questo bel libro che tocca ovviamente il cuore per i temi trattati e perché appunto essendo autobiografico a maggior ragione, non essendo un romanzo di fantasia, fa riflettere tutti noi. Jenny, allora io ti ringrazio davvero di cuore della tua disponibilità. Grazie a te. Ci vediamo presto, in bocca al lupo ovviamente per il futuro. Ovviamente ancora l'invito è quello di acquistare il libro di Jenny. Cliccate mi piace, cliccate condividi questa intervista. Ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento 19:30 Effetto Serra, il talk show su social. Ancora buon proseguimento di serata. Ciao! Ciao, grazie a tutti.